Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Un patrimonio inestimabile accumulato con la droga e investimenti in diversi paesi ammonterebbe a 200 milioni di euro occultati in imprese e conti correnti esteri, 3 le persone vicine al boss arrestate. Le intimidazioni a Sferracavallo, riunione della commissione antimafia nella borgata. Il presidente Cracolici: dobbiamo rispondere con forza a Cosa Nostra. Max inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sulla gestione della discarica di Timpazzo a Gela. 45 gli indagati tra manager, tecnici e dipendenti della società pubblica che gestisce il sito. Ancora tensioni sull'acqua in provincia di Agrigento. Alla vigilia dell'estate si riaccende il braccio di ferro tra AICA e Sicilacque dopo l'annuncio della riduzione delle forniture idriche. Duro intervento della CGIL provinciale. Frana di Niscemi, il ministro Musumeci ha firmato i decreti per l'attuazione del piano da 150 milioni, previsti inizialmente fondi per demolizione e decolonizzazione. Subito dopo si procederà con gli investimenti per la prevenzione di nuovi rischi idrogeologici. A Catania, nel cuore di San Cristoforo, gli alunni dell'Istituto San Giovanni Bosco hanno festeggiato la rinascita del nuovo giardino scolastico, dove c'erano erbacce, rifiuti e degrado. Oggi i bambini studiano e giocano all'aria aperta. E poi il calcio, al Catania non basta l'orgoglio, rossazzurri fuori dalla corsa per la Serie B. Adesso serve riprogrammare il futuro. Dunque, ben trovati Matteo Messina Denaro. Per 30 anni era il socio occulto di decine di attività economiche internazionali, da cui incassava il 10% dei ricavi. Quel tesoro da 200 milioni di euro è stato trovato e 3 persone vicino al boss sono state arrestate. Simona Mazzone. Un patrimonio inestimabile, frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni incassati col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Un vero e proprio tesoro di oltre 200 milioni di euro gestito nell'ultimo periodo dal figlio di Giacomo Tamburello, Luca, arrestato oggi insieme al padre e alla madre, Maria Antonina Bruno. La prima a insospettirsi è stata una funzionaria di una banca di Andorra davanti a un conto corrente con 12 milioni di euro. La Bruno, ex moglie di uno dei più grossi narcotrafficanti siciliani, Tamburello appunto, raccontava la storiella dell'eredità. Da lì sono partite le indagini che hanno portato a un colpo importante, secondo il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Soldi accumulati con la droga investiti in diversi paesi attraverso immobili, ville lussuose, imprese e conti correnti tra Spagna, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Libano. Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante. Si tratta di un'operazione a largo raggio perché sin dagli anni '80 Messina Denaro ha incassato il 10% sui traffici internazionali di droga, diventando socio in affari proprio di Tamburello. La collaborazione fra stati è fondamentale rispetto a fenomeni come quello oggi, del quale parliamo oggi, quindi che si realizza su scala globale. Intanto Palazzo Chigi annuncia che il patrimonio sequestrato sarà destinato al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie, potenziando così l'azione delle forze di polizia. Le intimidazioni a Sferracavallo, la commissione antimafia oggi pomeriggio si è riunita nella borgata. Antonello Cracolici: dobbiamo rispondere con forza a Cosa Nostra. Marco Gullà. Minacce, intimidazioni, colpi di Kalashnikov e bottiglie contenenti benzina come avvertimento. A Sferracavallo c'è paura e apprensione dopo gli ultimi episodi che hanno scosso commercianti e residenti. Ecco perché oggi pomeriggio la Commissione regionale antimafia si è riunita proprio nella borgata marinara alle porte di Palermo per dare un ulteriore segnale contro Cosa Nostra. Nell'atrio dell'Istituto Comprensivo Sferracavallo onorato in prima fila l'imprenditore Tommaso Dragotto, la cui azienda ha subito il danneggiamento di numerose autovetture per un rogo doloso, il presidente Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani. È in atto qualcosa di più profondo, che non è solo episodi di violenza urbana, ma c'è una strategia criminale mafiosa rispetto alla quale il messaggio è averne consapevolezza ed avere, come dire, essere in grado di
interpretarla, reprimerla e combatterla. Guai a sottovalutare quello che sta avvenendo in questa città. A Palermo la situazione è sempre più difficile e ogni istituzione deve fare la propria parte, ha invece detto il governatore siciliano Renato Schifani. Stanno alzando una sfida nei confronti delle istituzioni, della città, dei cittadini, delle imprese, e questa sfida dobbiamo interpretarla, raccoglierla e rilanciarla nel senso di ricacciarli indietro. Maxi inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta sulla gestione della discarica di Timpazzo a Gela. Sono 45 gli indagati tra manager, tecnici e dipendenti della società pubblica che gestisce il sito. GR Italia. La discarica di Timpazzo di Gela, uno dei principali poli per lo smaltimento dei rifiuti in Sicilia, finisce al centro di una maxi inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Sono 45 gli indagati, tutti dipendenti e tecnici che operano nella piattaforma gestita dalla società in-house Impianti SRR. Per alcuni di loro la procura ha già chiesto misure cautelari. Secondo gli investigatori, nella discarica sarebbero stati smaltiti rifiuti in maniera non conforme, con il rischio di compromettere le falde sotterranee. Un'indagine complessa coordinata dalla DDA Nissena e portata avanti dai carabinieri del nucleo investigativo e del NOE, che per mesi hanno monitorato il sito con intercettazioni e sistemi di videosorveglianza. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero le attività amministrative e operative dell'intera piattaforma integrata. Un ruolo centrale nell'inchiesta sarebbe attribuito all'amministratrice di Impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone, destinataria di una richiesta di custodia cautelare. Misure richieste anche per l'architetto Giuseppe Bellavia e per l'ingegnere Salvatore Parlatore, tecnici considerati figure di riferimento nella gestione progettuale del sito. Nel fascicolo della procura compaiono inoltre i nomi dei responsabili d'area Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. Tutti gli indagati, destinatari delle richieste di misura, saranno ascoltati dal GIP di Caltanissetta negli interrogatori preventivi che inizieranno da lunedì prossimo. L'attività investigativa si concentra sul biennio 2023-2024, ma attorno a presunte irregolarità ambientali nel ciclo dei rifiuti già la procura di Gela aveva avviato un altro procedimento che coinvolge i vertici di Impianti SRR e del lato CL2 in liquidazione. Il sito di Timpazzo è considerato strategico per l'intero sistema regionale dei rifiuti, anche per il progetto di ampliamento già avviato con una nuova vasca da circa 12 milioni di euro, ed è proprio il peso strategico della piattaforma a rendere ancora più delicata un'inchiesta che punta ora a ricostruire quella che gli investigatori definiscono una presunta filiera illecita nella gestione dello smaltimento. A Palermo la protesta della polizia penitenziaria davanti alla prefettura, carenze d'organico e aggressioni continue. I sindacati, la lotta alla mafia parte dalle carceri. Giusy Lazzara. La lotta alla mafia deve iniziare all'interno delle carceri. Se le carceri sono vulnerabili, entrano telefonini, droga e tutto quello che non può essere all'interno delle carceri. A Palermo la protesta della polizia penitenziaria siciliana davanti alla prefettura. Ormai da mesi la denuncia per le continue aggressioni dentro le strutture carcerarie fatiscenti e sovraffollate. Strutture, dicono i sindacati, che sono diventate un problema di ordine pubblico anche per la carenza di personale. La gestione dei detenuti all'interno delle carceri è diventata insostenibile e le aggressioni e la realtà lavorativa è indicibile. Ormai siamo nella situazione che sappiamo quando iniziamo ma non sappiamo quando finiamo. Insostenibili poi i carichi di lavoro. Ho 1 milione di ore di straordinario, 910 di ferie accumulate. Questo non fanno altro che capire lo stress lavorativo che subiamo giornalmente. La protesta continuerà, dice la polizia penitenziaria, finché non arriveranno risposte concrete. Un disagio che non è solo lavorativo ma anche di vita, con i suicidi del personale all'interno delle carceri. Li cercavano tra vandali o balordi, invece gli autori del danneggiamento dei 5 contapassi installati nel parco urbano Acquamarina a Regalbuto lo scorso 25 maggio sono 2 bambini di 8 e 9 anni. Avrebbero utilizzato un piccone per portare a termine gli atti vandalici. Un episodio gravissimo che lascia sgomenti, ha dichiarato il sindaco Longo. I bambini e i loro genitori sono stati convocati per essere informati sui danni procurati e sulle sanzioni previste. E cambiamo argomento, confermata la condanna a 8 anni a un ex ministrante, un laico che assisteva i sacerdoti per abusi sessuali su una minorenne commessi all'interno di una chiesa di Gela. La diocesi, già segnata dal caso Rugolo e da un altro
processo che coinvolge i vertici ecclesiastici. GR Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione nei confronti di un ex ministrante che prestava servizio nella parrocchia di San Domenico Savio. L'uomo era accusato di aver abusato di una minorenne all'interno di una stanza della chiesa mentre collaborava alle attività religiose. I giudici nisseni hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa. L'imputato ha sempre negato ogni addebito, sostenendo di non avere mai avuto alcun approccio con la ragazza. Le prime rivelazioni della giovane erano emerse durante i colloqui con gli operatori di un consultorio dove si era recata accompagnata dai genitori. La Procura Generale aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, posizione condivisa anche dal legale della ragazza e dei familiari costituiti parte civile nel processo. Secondo l'accusa, gli abusi si sarebbero verificati nei locali della parrocchia. L'ex ministrante era stato anche sottoposto a misura restrittiva. La difesa ha però insistito sulle presunte incongruenze nei racconti della giovane e sulla mancanza, a suo dire, delle condizioni pratiche perché gli episodi potessero verificarsi nei modi descritti, anche alla luce del tempo trascorso prima della denuncia. Nel ricorso, inoltre, il legale dell'imputato ha richiamato il fatto che il giovane fosse stato inizialmente allontanato dalla parrocchia ma successivamente riammesso ad assistere alle funzioni religiose, elemento che secondo la difesa sarebbe incompatibile con sospetti di comportamenti abusanti. Ora gli avvocati attendono il deposito delle motivazioni della sentenza, una vicenda che pur non coinvolgendo direttamente membri del clero si inserisce in un contesto già profondamente segnato dal caso Rugolo, concluso con la condanna definitiva del sacerdote per abusi sessuali su minori, e cresce intanto l'attesa per il processo per falsa testimonianza legato proprio al caso Rugolo, che vede imputati il vescovo della diocesi Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano. La sentenza di primo grado è attesa per il prossimo ottobre. Ancora tensione sull'acqua in provincia di Agrigento. Alla vigilia dell'estate si riaccende il braccio di ferro tra AICA e Sicilacque dopo l'annuncio della riduzione delle forniture idriche. Durissimo l'intervento della CGIL provinciale. Davide Sarto. Braccio di ferro tra AICA e Siciliacque e alla vigilia dell'estate torna l'allarme acqua in provincia di Agrigento, già segnata da mesi di turnazioni e disservizi. Siciliacque ha comunicato la riduzione delle forniture idriche. Il nodo è economico. AICA versa 800.000 euro al mese, una cifra che secondo Siciliacque corrisponde al volume d'acqua erogato. AICA respinge tutto, richiama gli accordi definiti con la Regione e lancia l'allarme sui possibili effetti della riduzione delle forniture. Secondo la società d'ambito, senza maggiori forniture d'acqua rischia di andare in crisi soprattutto la fascia costiera, dove in estate la popolazione aumenta sensibilmente. Gli invasi sono pieni dopo le piogge invernali, ma lo scontro resta aperto. Durissimo anche l'intervento della CGIL. È vergognoso come Siciliacque, azienda privata che prende tantissimi soldi dalla regione Sicilia, quindi pubblici, continua a creare disagi alla provincia di Agrigento, in un momento nel quale si pensava che le tante piogge di quest'anno avrebbero evitato il supplizio della mancanza d'acqua estiva, invece incominciamo già da maggio. Le legittime manifestazioni di protesta dei cittadini devono trovare rispondenza da parte della politica. E mentre l'estate si avvicina, la tensione sul fronte idrico continua a salire. E adesso nei scemi il ministro Musumeci ha firmato i decreti per l'attuazione del piano da 150 milioni. Il servizio di Emanuela Corsi. Dopo mesi di preoccupazione da parte dei residenti, a Niscemi arrivano le prime risposte concrete da parte del governo centrale. L'esecutivo ha approvato un imponente pacchetto di misure strutturali. Ad annunciarlo il ministro Musumeci, che ha firmato i decreti per il programma di intervento. Un piano da 150 milioni di euro che segna una svolta per la cittadina siciliana. La prima tranche di finanziamenti da 75 milioni sarà dedicata alle demolizioni e alle delocalizzazioni. L'altra metà è stata pensata per il consolidamento del suolo, la reggimentazione delle acque e il recupero morfologico del terreno, agendo direttamente sulle cause del dissesto. I programmi, spiega Musumeci, riguardano la demolizione degli edifici pubblici e privati rientranti nell'area di frane nella fascia di rispetto perimetrata, la concessione di contributi per la delocalizzazione dei proprietari degli immobili demoliti e gli interventi di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Gli immobili interessati nella fascia di sicurezza sono 260.
178. Per il programma di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico sono previsti 22.300.000 euro per 20 interventi relativi alla frana nord, aggiunge il Ministro per la Protezione Civile, 27.400.000 euro per la frana centrale e 7.350.000 euro per la frana sud. Agli interventi sul torrente Benefizio sono destinati invece 16.400.000 euro. Infine sarà attuato un piano di monitoraggio del costo di 1.550.000 euro, precisa il Ministro. Catania, task force della polizia per garantire sicurezza e rispetto delle norme nei locali e per una movida in sicurezza siglato in prefettura un accordo tra istituzioni e commercianti. Tonino De Mana. Con l'approssimarsi dell'estate si intensificano i controlli della Polizia di Stato per garantire sicurezza e rispetto delle norme, soprattutto nella movida, con particolare riferimento alle attività commerciali. Osservato speciale il centro storico di Catania, ma i servizi predisposti dalla Questura riguarderanno anche altre zone solitamente affollate dal popolo della notte. Intanto la task force della divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha rilevato diverse irregolarità nei confronti di una panineria nei pressi di piazza Gandolfo e di un lounge bar già oggetto di precedenti controlli che si affaccia su piazza Carlo Alberto. Il titolare è stato denunciato per inosservanza dell'obbligo di chiusura. E in tema di movida, in prefettura è stato stilato un nuovo protocollo tra istituzioni e commercianti. Previsto anche un timbro lavabile sul corpo dei ragazzi per facilitare il controllo visivo ed evitare l'elusione delle norme. Si tratta, è stato detto, di una sinergia pubblico-privato per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo all'interno e nelle immediate vicinanze dei locali. I proprietari che sceglieranno di aderire volontariamente si impegneranno ad adottare un pacchetto di misure di prevenzione e controllo, tra cui spicca l'installazione di impianti di videosorveglianza esterna. Parallelamente verrà rafforzata l'azione di controllo lungo le vie d'afflusso e il contrasto alle organizzazioni abusive di spettacoli e ai falsi circoli privati. L'efficacia complessiva dell'accordo sarà monitorata da una cabina di regia istituita in prefettura. E sempre a Catania, scoperti e sequestrati dalla polizia 3 pony nascosti in un immobile pericolante in pessime condizioni igieniche e sanitarie nel quartiere San Cristoforo. Personale delle volanti della Questura e del servizio veterinario dell'azienda sanitaria hanno accertato che i 3 cavalli senza microchip erano allevati abusivamente e detenuti in una stalla illegale. Nasce in Sicilia il prestito d'onore. La Regione concederà finanziamenti agli studenti universitari a basso reddito senza chiedere garanzie patrimoniali. La novità è stata presentata questa mattina a Palermo. Maglio Viola. Prestiti a tasso zero, fino a 10.000 euro per gli studenti di famiglie a basso reddito con ISEE fino a un massimo di 20.000 euro iscritti in una delle università che hanno sede in Sicilia. Nasce il prestito d'onore, la misura a sostegno del diritto allo studio voluta dal governo Schifani ed erogata tramite la finanziaria regionale IRFIS con una dotazione economica complessiva di 6 milioni di euro sul Fondo Sicilia. Investiamo in fiducia nei confronti di giovani che vogliono studiare, hanno il diritto di studiare, hanno il dovere di studiare e hanno anche l'esigenza, lo dico sempre, di rimanere a lavorare in Sicilia. E noi dobbiamo far parte di questo sistema e siamo qui per farlo. È una misura eccezionale perché i nostri giovani non devono restare indietro, soprattutto quando soffrono di una fragilità economica. Possono accedere al finanziamento presentando la richiesta sulla piattaforma degli IRFIS tutti gli iscritti ai corsi universitari presso atenei siciliani o che abbiano sede in Sicilia, in particolare studenti al primo anno o degli anni successivi, purché in quest'ultimo caso risultino in regola con i requisiti di merito, cioè abbiano conseguito almeno il 50% dei crediti formativi previsti per ogni anno accademico. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata a partire dalle ore 12 del 4 giugno e fino alle 12 dell'8 settembre. Ogni richiedente potrà presentare una sola istanza corredata dalla documentazione richiesta. Le richieste di finanziamento saranno poi oggetto di una istruttoria. I prestiti potranno essere rimborsati fra i 5 e i 10 anni. Catania, dove prima c'erano erbacce, rifiuti e degrado, oggi ci sono bambini che studiano e giocano all'aria aperta. Nel cuore di San Cristoforo, gli alunni dell'Istituto San Giovanni Bosco hanno festeggiato la rinascita del nuovo giardino scolastico. Eva Spampinato.
Lo spazio che vedete fino a qualche mese fa era un luogo trascurato e pericoloso dove crescevano erbacce alte e incolte e che spesso diventava la discarica per la spazzatura dei passanti. Poi la tenacia di una dirigente scolastica e l'apertura da parte della politica con un progetto sperimentale hanno reso possibile un reale cambiamento che in un quartiere come quello di San Cristoforo suona come un piccolo miracolo. La preside Longo qui in questa zona di Catania ha voluto avviare in maniera sperimentale con la regione siciliana un protocollo d'intesa che ha visto l'ausilio dei forestali e degli operatori dell'ESA. Sono state messe a dimora piante officinali, alberi e nuove essenze verdi. Le istituzioni collaborano anche grazie a un progetto sperimentale fatto con l'Istituto Penitenziario di Bicocca, dove nell'inclusione del disagio abbiamo voluto valorizzare quella che è la bellezza del nostro patrimonio naturalistico. Per questo oggi i piccoli alunni dell'Istituto San Giovanni Bosco hanno organizzato una festa per dire grazie a chi ha reso possibile tutto questo. Di trasformare quelle che sono delle criticità in fatti concreti e positivi. Qui i piccoli alunni potranno anche fare lezioni all'aria aperta grazie alla donazione da parte delle famiglie della scuola di comode poltroncine. Questi bambini che hanno il diritto di vivere la scuola sia negli spazi interni che esterni, bella, accogliente, a misura di bambino. Un esempio di riqualificazione riuscita che adesso potrebbe diventare modello per altre scuole in Sicilia. E adesso una pausa, tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Al Catania non riesce il miracolo, nonostante la vittoria nel ritorno con l'Ascoli. I rossazzurri eliminati e costretti a un altro campionato di C. Inevitabili adesso le polemiche, è indispensabile progettare seriamente il futuro. Marco Carli. Niente miracolo e spazia i processi. Il post eliminazione con l'Ascoli vive di due aspetti: l'orgoglio che il Catania ha messo in campo, l'opposto di quello che è successo al Del Duca domenica, e le riflessioni sul futuro per non ripetere gli errori degli ultimi anni. Sul prato del Massimino il Catania viene accolto dai fischi inevitabili dopo la vergognosa prestazione di Ascoli, ma poi la squadra riesce a riportare il pubblico dalla propria parte, merito della voglia di lottare, delle parate di Dini, dei 2 gol nel primo tempo soprattutto. Caturano porta in vantaggio i suoi dopo 7 minuti. Forte raddoppia sul finale di tempo alimentando le speranze che si infrangono sul palo colpito da D'Ausilio a inizio ripresa. I pericoli per l'Ascoli diminuiscono e al gol di Ovisac esplode la contestazione, lancio di fumogeni e ordigni esplosivi, partita sospesa prima di un finale surreale e delle parole di Toscano che dà l'addio così. Le cose sono cambiate già a gennaio, quando alla prima difficoltà ognuno è andato per la sua strada. Abbiamo continuato a lavorare, a tenere in piedi la squadra. Già, quel mese di gennaio, quella partita con il Sorrento che ha fatto girare la stagione, che ha provocato un cortocircuito a tutti i livelli. Ora Pelligra, affranto a fine gara, dovrà valutare come ripartire, chi è funzionale a creare un progetto fino ad ora mancante o sbagliato, come dimostrano, fra le altre cose, i molteplici cambi in panchina e nel ruolo di DS. L'Ascoli insegna: non sono solo i soldi a disegnare il futuro, ma le idee giuste. Adesso una pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.